Onorevole Moretto, qui presente oggi a Vicenza all'Assemblea regionale dei carrozzieri su una tematica di grande importanza per la categoria. Esatto, stiamo affrontando in questi giorni in Parlamento il provvedimento Destinazione Italia, in particolare l'articolo 8 che riguarda da vicino questa categoria, così nella prima stesura prevederebbe dei forti condizionamenti per il mercato dell'autoriparazione e stiamo lavorando affinché questo non avvenga. Confartigianato ha presentato una importante manovra emendativa a questo decreto. Qual è la vostra posizione rispetto a al lavoro svolto? Io personalmente ho presentato degli emendamenti soppressivi dei due commi, quindi ho personalmente presentato un emendamento che va a eliminare sia il risarcimento in forma specifica che il divieto di cessione del credito. Ritengo che sia giusto affrontare questi temi però in una sede diversa ed un ragionamento un po' più complessivo, non all'interno di questo decreto che prevede altre misure. So che ci sono anche delle proposte emendative, vedremo nei prossimi giorni in Commissione quale sarà l'esito della discussione. Devo dire che grazie anche alla mobilitazione delle associazioni di categoria all'interno del Parlamento è giunta forte la voce di protesta degli autoriparatori.